La lettera minatoria con all'interno anche un proiettile fatto recapitare al presidente della provincia di Agrigento ed ai tre dirigenti dell'ente provincia prima e l'atto incendiario ai danni del presidente Dorsi dopo hanno smosso politici, associazioni e sindacati che si sono stretti attorno agli intimiditi per esprimere vicinanza, solidarietà e condanna per i vili atti. Primo fra tutti il governatore della regione Raffaele Lombardo ed il capogruppo MPA Lars Francesco Musotto. Per i rappresentanti dell'MPA, il senatore Enzo Oliva, l'onorevole Roberto Di Mauro e Francesco Pira, occorre che la società civile si stringa attorno al presidente Dorsi e contro gli interessi criminali. Anche il PDL provinciale con il deputato favarese Nino Bosco esprime solidarietà e sdegno. Una nota arriva anche dal consigliere provinciale Orazio Guarraci. Il parlamentare agrigentino Giuseppe Ruvolo del PID si dice incredulo ed indignato per quanto accaduto. Condanna arriva anche dall'onorevole Vincenzo Fontana, ex presidente della provincia regionale di Agrigento. Anche l'onorevole Michele Cimino apprende con indignazione il grave atto intimidatorio, esprimendo solidarietà. Ancora attestati di solidarietà e vicinanza al presidente Eugenio Dorsi, al direttore generale Giuseppe Vella e ai dirigenti Fabrizio Caruana ed Aldo Cipolla arrivano dal presidente del Consiglio provinciale di Agrigento Raimondo Buscemi. Condanna arriva anche dal deputato regionale del PD, onorevole Giovanni Panepinto. Solidarietà ed amarezza per l'intimidazione subita dal presidente Dorsi esprime l'onorevole dell'UDC Giussi Savarino. Anche Primavera Favarese, con il suo coordinatore Rosario Manganella, esprime solidarietà e condanna senza mezzi termini il vile gesto. E condanna al vile atto intimidatorio arriva anche a nome personale di tutto il Consiglio Comunale di Favara dal Presidente del Consiglio facente funzione Ignazio Bosco. Per il sindaco di Naro Pippo Omrello, questi atti che condanna fortemente sono la testimonianza con cui gli amministratori locali sono costretti ad operare giornalmente. A loro si uniscono anche il presidente provinciale CNA di Agrigento Eugenio Esposto e il presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani avvocato Salvatore Palillo. Da tutti l'invito è quello di proseguire per la sua strada senza farsi intimorire da questi gesti vigliacchi. Una nota arriva anche dalle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, Funzione Pubblica. I segretari provinciali Buscemi, Farrugia e Florio, interpretando la ferma volontà dei lavoratori precari della provincia regionale di stare in questo momento vicini al proprio presidente, sospendono la conferenza stampa prevista per il giorno 7 gennaio nei locali della CGIL e chiedono, non appena il presidente Dorsi lo riterrà opportuno, un incontro per riprendere le trattative già avviate al fine di definire nel migliore dei modi la delicata vertenza del personale precario. Inoltre i 107 precari dell'ente con un comunicato ufficiale si dissociano con il manifesto affisso giorni fa e che porta la firma del Comitato Precari a Vita.